Oggi il cinema italiano è più libero? Sì, decisamente sì. Che cosa è successo? È successo che ci è stata data la possibilità di scegliere come gestire non solo i soldi nostri, ma anche quello che la rimanenza di questi soldi nostri permetterà di fare dei progetti nuovi. E quindi è più libero di scegliere. Quello che sicuramente sarà è che l'agio che la nostra associazione si prenderà, come è giusto che sia, per il lavoro che svolgerà per gli artisti, sarà utilizzato autonomamente. Oggi è un grande giorno, non solo per la categoria degli artisti, interpreti, esecutori, quindi noi attori, ma per i cittadini, perché siamo riusciti a vincere una battaglia nella quale avevamo ragione, quindi siamo riusciti a far valere i nostri diritti, siamo riusciti a unirci e a far mettere in pratica la legge, quindi siamo riusciti a cambiare una legge e a farla applicare questa legge. Sicuramente siamo più liberi e mi sento felice e mi sembra quasi di non stare in Italia. Sono felice che in questo paese si riescano comunque a fare le cose attraverso l'unione, attraverso non le rivoluzioni di chissà quale tipo, ma veramente attraverso la convinzione, perché c'è sempre questa cosa in Italia che si dice ma ricordatevi che siamo in Italia e le cose non si possono cambiare, e questo non è vero. La politica è tutta uguale? Non è tutta uguale, perché abbiamo avuto esempio che non è tutta uguale. La battaglia di diritti sembra un film a lieto fine in vista del Natale, sembra quasi davvero un film di Natale. Qual è stato l'impegno dell'Italia dei Valori e suo per arrivare a questo risultato? Ma io mi sono occupato fin dall'inizio di questo problema e di dare una mano a questi artisti raggruppati in associazione che per vedere riconosciuto totalmente i loro diritti avevano bisogno di poter creare quest'ente per raccogliere i loro diritti d'immagine. Ciò era precluso in passato e oggi per effetto della legge di questo decreto attuativo potranno farlo e quindi essere loro stessi, gli artisti, a gestire del denaro che sono loro a creare. Questo decreto vi soddisfa appieno o poteva essere fatto come tutto meglio? No, il tema era che doveva essere fatto entro il mese di giugno, ci siamo arrivati a dicembre, l'importante, il timore era anche da una recente risposta data dal governo a una mia interrogazione, il timore era che se non se ne facesse nulla perché appunto c'era chi tentava per motivi non necessariamente nobili di ostacolare il decreto che rendeva possibile l'attività di concorrenza in questo settore. Ora diciamo la parte politica è stata fatta, voi avete fatto il vostro lavoro, il governo sembra aver fatto il suo, ora tocca agli artisti, da quello che abbiamo capito in questa conferenza stampa, andare avanti e buttare le basi per difendere ulteriormente i loro diritti. Assolutamente sì, ora la palla, il pallino passa a loro, costituiranno questa collecting, questa società e dovranno dimostrare di essere più bravi di una gestione di tipo pubblico monopolistico come c'era prima.